La chiesa di Pezzan di Carbonera non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto essere presenti per dare l'ultimo saluto a Marco Carraretto. Ci sono la mamma e il papà, i familiari, gli amici e i colleghi. Per tutti è difficile, impossibile, accettare che Marco non ci sia più, che la sua vita sia finita lungo una strada mentre stava tornando a casa dal lavoro. Ci sono tante domande, sono tanti perché, e alle volte questi perché sono appunto rivolti a Dio. Sentiamo che c'è un'ingiustizia profonda, c'è qualcosa che va in senso contrario all'ordine della vita. Sappiamo bene che un papà e una mamma non dovrebbero mai dover sopportare questo dolore. Nella vita ci sono dei momenti positivi, ma sappiamo che ci sono anche delle mazzate, ha continuato il parroco durante la toccante omelia. Nel nostro cuore ci sono i ricordi della sua esistenza, le cose belle vissute insieme, i tratti positivi del suo carattere, della sua personalità, i suoi aspetti unici. Al termine delle esequie, sul feretro ricoperto da una cascata di fiori gialli e arancioni, è stata appoggiata una compilation di musica house, quella musica che Marco amava tanto.